Amici telespettatori, ciao a tutti e benvenuti nella rubrica dei tipi strani. Questa sera vi voglio presentare, amici telespettatori, un ragazzo di 42 anni che sa fare l'imitatore. Vi presento subito, si chiama Paolo e ha 42 anni ed è di Termini Imerese. Ciao Paolo. Ciao. Tu sei di Termini Imerese? Sì. C'hai 42 anni? Sì. E, diciamo, sai fare l'imitatore, giusto? Mi arrangio. Ascoltami, hai già debuttato per qualche trasmissione, hai fatto qualche spettacolo in qualche... Solo in radio. Solo in radio? E qualche hotel, qualche manifestazione di livello... Praticamente te la cavi abbastanza bene, giusto? Ma è da parecchio tempo che non mi cimento, però... Amici telespettatori, Paolo questa sera praticamente farà vedere agli amici di Stranamuro Siciliano quello che sa fare, i personaggi che saprà imitare. Cominciamo subito col primo personaggio, mi sembra che sia Bombolo. Oh, buona serata a tutti, che vuol dire? Vi sto dicendo una cosa bella. In questo momento c'era Nino D'Angelo che mi stava chiamando. Oh, Nino, sei grande, ti saluto, dove sei? Le mortacce, oh. E il cane mi ha detto, dove stai? Mi sta a mangiare tutto. A questo punto le cedo il mic. Allora, passiamo al secondo personaggio, Carlo Verdone. Ah, pronto? Ma dai, dov'è la telecamera? È quella la telecamera? Mannaggia, oh. Chi sta a Roma? Le mortacci. Mannaggia, oh. Hai detto che c'è una bella telecamera, mi sta a guardare tutto? Ma è di Roma la telecamera? Te sei di Roma? E dove sei? Di Carapipi. Carapipi. Io faccio il regista, dai. Mannaggia, oh. Oh, forza Roma. Passiamo col terzo personaggio, Diego Abbadantuomo. Oh papà, che ci sono alla brama, ci sto specialmente centrale. Nunzia, dove sei Nunzia? Babacco, sono tutto qua, sei come qua, che mi guarda centralmente, ci sto specialmente. Dove è di Palermo, ci specialmente? Specialmente destra a sinistra, rete. Ci sono veramente. Io so un po', ecco, e là, sì, una cosa veramente. Vabbè, passiamo col terzo personaggio, Mike Bongiorno. Allora, amici di Canale 5, è vero? O siamo mica sul 2003, ma siamo sul 2006. Via vicino? 1, 2, 3, Jack si gira. Amici di Telemike, è vero? Salve, andiamo alla prossima. Passiamo a Lino Banfi. Ma porca puttana, c'è esattamente quello che devo dire. Ma foraggia, se andiamo a bere, facciamo la pesce e ci andiamo a mangiare il pene. È una cosa stupenda, eccezionale. Continuiamo con Peppe Grillo. Ragazzi, ve la do io la pizza, la margherita. Ve la do io qua la pizza. In Sicilia c'è una grande bella pizza che si chiama la pizza alla palermitana, ragazzi. Non mi guardi così. Non mi guardi in quel modo che mi sembra proprio quel del tonno. Alla tonnara. Passiamo al grande Alberto Sordi. Oh, e che vuol dire? Amichette e amiconi, sono proprio io. E sto a dire una cosa. Ricordo sempre che a questo punto, vedete che qua non siamo a Roma, siamo in Sicilia, mi mangio tutti, ciao a tutti. Continuiamo con Eros Ramazzotti. Musica è andare a partire, fare quello che tu vuoi. Musica è... Ciao Eros, ciao. Maurizio Costanzo. Questa non me l'aspettavo, questa in questo momento non me l'aspettavo proprio. Questa camicia con i baffi qua è veramente buona, è troppo buona questa. Ma me la mangerei pure, con i baffi, ma a dire non si fa, a dire. Stagli e olio. Non fare le sbriffone, quando parli con me devi stare zitto, tu e le telecamere. Allora, ma perché volevo dire questo su di me? Perché in questi momenti tu non sai che quando parli devi sentire solo me, hai capito? Invece no, invece sì. Jerry Lewis. Ragazzi, è una cosa veramente pazzesca, Sono proprio lui, Jerry Lewis, eccomi qua. In questo momento vi regalo un bacio, ciao! Franco Franchi. E questo lo sapevo, era un pezzo forte, Ragazzi e ragazze, in questo momento del rap sarda siamo. E terminiamo con Giugas Casella.
Figli di pagnosta, 1, 2, 3, 1, 2, 3, eccomi, guardami, 1, 2, 3, 1, 2, 3, touch. Bravissimo. You touch my girl. Che sei? Bravo, bravo. You no, amico sportivo. Bene amici, abbiamo conosciuto Paolo, 42 anni, che fa l'imitatore. Devo inquadrare qua. Eh, La voce non lo sapevo. Potevamo stupirvi con effetti speciali. Ma noi, vero, io sono Luciano Moggi, sì, no, non c'entro io non c'entro. Ascoltami Paolo, ma sai dire anche le barzellette? No, io le barzellette non mi amo, ma diciamo che io non c'entro con gli altri, non c'entro, ma hanno solo favorito, mi volevano bene. Conosci qualche barzelletta simpatica, carina? Non c'entro proprio io, non c'entro con gli alberi, se è sempre quella la situazione, io non c'entro, sono Luciano Moggi, veramente, la voglio bella io, mi hanno buttato fuori, non mi interessa. Lo so, ma dico, conosci qualche barzelletta bella, carina per i telespettatori di Strano Amore Siciliano? Avvicinati. Mi devo avvicinare, lo sapevo. In questo momento, no, le barzellette non mi piacciono. Ciccio, glielo vuoi dire, te non mi guarda. Devi guardare là, se no non ti vedono i telespettatori. E mi vedono le spalle, Bomber, buonasera a tutti. A questo punto potevo dirvi che potevo stupirvi con effetti speciali, ma noi non siamo né scienza né fantascienza, siamo un touch my bear. A questo punto, Bravo, bravo Paolo, complimenti ancora, complimenti. Tu fai una cosa, una miseria. Hai detto tu sei di Termini Imerese, giusto? yes! Io essere Ivan Drago, io voglio un vero campione. Esatto, Ivan Drago, Ivan Drago. quello che ha fatto il film praticamente con Stallone, giusto? Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4, Rocky 5, Rocky 6, voglio arrivare al 10, numero perfetto. Esatto, e i figli di Rocky pure. I figli, i nipoti, i figli di Zorro, ce l'abbiamo tutti. Esatto. Va bene. Ok amici, abbiamo conosciuto davvero un tipo strano, vi ripeto, strano. si chiama Paolo, ha 42 anni. Sì. Ed Non mi è chiamo l'età. c'ha 42 anni. 82. Anche se ne dimostra di meno. Io di meno, 82. Sì. Vabbè, per chiunque volesse mettersi in contatto con Paolo, che è anche un animatore, giusto Paolo? Dipende. Dipende da che cosa. Beh, dipende. Sono un carattere un po'... potevamo stupirvi, ma che vuol dire? Oh, non c'ho mica l'apocalisse, oh. Che vuol dire? Fracchia, scende. Ma perché guardi me, devi guardare là? I Perché a me telespettatori la devi- telecamera a me non mi guarda. Fantozzi arrivava alle 7 del mattino, andava, diceva e vedeva esattamente. Grazie. Fantozzi arrivava alle 7 del mattino e vedeva il belvedere, tutti applaudivano a Fantozzi. In quel momento arrivavo io, l'autobus mi prendeva di petto e questa era la vita di Fantozzi, tremendamente mia, tremendamente mia. Bravo, bravo ancora Paolo, per chi non l'avesse capito ha imitato Fantozzi, Paolo Villaggio. Va bene, e con questo abbiamo chiuso, è giusto? Ciao da Alberto, ciao da... Alberto Camini, Paolo. Guarda lì. Sì, Paolo. Guardami Paolo, guardami. Ripeto, Guardami. ciao da Alberto, Ciao da Alberto, ciao Paolo. Ok. Da Paolo. Ciao amici di Strano Amore Siciliano. Davvero strano amici, davvero strano. Più strano di così. Io ci sono veramente un babbacco. Oh yeah!